Il 16 esce con il suo film L'Abbaglio, esce con il suo libro Il coccodrillo di Palermo, edito dalla nave di Teseo, e in questi giorni al Teatro Mercadante di Napoli è in scena Sarabanda di Ingmar Bergman, per cui la sua agenda è fittissima ed è un grande onore averlo quest'oggi in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno. Evviva! Buongiorno. Abbiamo 5 minuti d'orologio, la peritore è stata Benissimo. perentoria. Ricordavo a Monia, il 16 esce il film, ma esce anche il tuo libro, Il coccodrillo di Palermo, e al Mercadante di Napoli è in scena Sarabanda. Sì, Insomma, sono giornate intensissime, Roberto, il mio abbraccio sincero. giornate in cui fili lontani si fanno diventare una rete labirintica, comunque è una bella festa. È vero. Roberto, dopo Pirandello, con un grande successo, adesso ti riconcentri su fatti e personaggi della tua amata terra, con questo film che non è soltanto la spedizione dei Mille, ma mi ha molto colpito questa vicenda della colonna Orsini, che un po' hai ripreso probabilmente da Sciascia, su uno scritto del 63. Beh sì, diciamo è una storia che in realtà è stata raccontata anche dagli storici, seppure in modo trascurato perché non è molto nota, e io poi mentre scrivevo un amico mi ha avvertito che c'era anche un racconto di Sciascia che è stato pubblicato da Adelphi e che raccoglie degli scritti inediti, e di fatto questo racconto non è mai stato pubblicato in vita, durante la vita di Leonardo Sciascia, quindi è un racconto che in effetti ha come protagonista il colonnello Orsini, che è anche il mio protagonista, incarnato da Tony Servillo. Senti Roberto, ho seguito molte interviste in questi giorni di lancio, ti fanno in molti questa domanda sull'utilizzo del dialetto, e tu hai risposto spesso: incide molto la tua palermitanità. Insomma, il dialetto in realtà sono i dialetti che parlavano le varie provenienze di questi garibaldini, di questi volontari che vennero in Sicilia a fianco di Garibaldi per questo progetto patriottico. Erano bergamaschi, erano veneti, erano toscani, erano emiliani, ed era giusto dar conto di questa congerie di lingue. E poi c'è la lingua che parlano Ficarra e Picone, che sono i due protagonisti, anche se personaggi di invenzione, che affiancano il personaggio vero, che è appunto è Orsini, e non poteva che essere il dialetto, insomma, perché è la lingua in cui si esprimeva il popolo, e non c'era dubbio, insomma, per me. C'è un altro richiamo, Roberto, molto forte a proposito dei disertori, Ficarra e Picone. Io ho amato tantissimo, e l'ho visto nella sua versione restaurata, il capolavoro di Monicelli, La Grande Guerra. Anche un volersi ispirare a lui, Roberto. Insomma, non si può che non pensare alla Grande Guerra e ai personaggi magnifici di Gassman e di Sordi, anche se qui forse la fine è ancora più amara nell'Abbaglio. Senti, e appunto io volevo entrare anche un po' così a livello storico. A noi c'è sempre stata raccontata la storia che Garibaldi ci è venuto a salvare e vogliamo un po' anche dissacrare questa c'è la volontà di raccontare anche una storia diversa. Di dare uno sguardo critico a quella pagina di storia, perché sicuramente nelle intenzioni di Garibaldi iniziali c'era tutto quello che il film mostra, anche quel momento in cui a Salemi dice ai cittadini di Salemi, che parlando proprio ai siciliani, io dividerò le terre,
toglievano le tasse sul pane, sul sale. Sono tutte cose che in effetti Garibaldi promise e che aveva intenzione di fare, e poi però accadde anche che, come sempre in questi periodi storici, in queste fasi in cui stanno per avvenire dei grandi cambiamenti, si insinuarono le forze delle classi dirigente, si fece sentire e ci furono mediazioni e patti. E il film racconta un po' tutto questo, quello che passò sopra la testa di Garibaldi, e che alla fine, in qualche modo, con lo sguardo di Orsini, che è un uomo del dubbio, un uomo che esercita durante questo viaggio, pur aderendo perfettamente al mandato di Garibaldi, uno sguardo che estrae il fattore umano di questa vicenda, cioè si chiede se veramente questa sarà una rivoluzione, e se veramente poi chi ne beneficerà sarà il popolo siciliano, quello umile che li accoglie nelle case di Sambuca e che vive insieme agli animali, alle capre, alle mucche, e si chiede se poi invece non arriverà una rappresaglia come avviene a Corleone, appunto, nel film. Ed è uno sguardo inevitabilmente critico che nel 1880, nell'epilogo del film, mostrerà pienamente la sua disillusione. Senti Roberto, un'ultima domanda e poi ti lasciamo, perché voglio assolutamente rispettare gli accordi con l'ufficio stampa. Sono molto contento anche del fatto che hai riconfermato una squadra vincente, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso assieme a te nella stesura della sceneggiatura, che avevano appunto collaborato per La stranezza, e poi si riconferma la BB Film con la Trump, ne parlavamo poco fa, e c'è anche questo mettere insieme Rai Cinema e Medusa in collaborazione con Netflix. Insomma, è una quadratura veramente magica, Roberto. Guarda, si è ripetuto un po' quello che è accaduto con La stranezza, cioè che Medusa e Rai Cinema, che sono concorrenti storici, si ritrovassero alleati in questo progetto che d'altronde per il suo impegno, perché sono film che ormai in Italia non si fanno più perché i budget sono molto alti, ma rappresentare questo affresco storico così ampio, rappresentare le battaglie, tutte le forze in campo, vuol dire che veramente devi poter contare, ed è stato grazie a loro che si è potuto fare un film di questa portata. Bellissimo. Ci vediamo a Palermo allora, Roberto, per la presentazione in sala. Intanto grazie per questo momento che ci hai voluto dedicato di cuore. Grazie davvero di cuore. Evviva la Sicilia. E lunga vita, ti vogliamo bene, Roberto. Ciao, ciao, buona ciao, giornata. Ciao. Noi diamo la pubblicità.